Via Fattori a Salleone, questo è un allarme che lei ha lanciato perché è una zona abbandonata a se stesso con tanta sporcizia? Guardi, il problema in Via Fattori è semplice, abbiamo una fuoriuscita di liquami da parecchio tempo. Girgen di Acque è in un primo momento intervenuta, ma poi si è dimenticata di fare questo intervento, diciamo, corposo di risoluzione del problema. Siamo nel quartiere balneare di Salleone, dove noi professiamo di essere una città a vocazione turistica, cosa che credo che non siamo assolutamente. In ogni caso Via Fattori va tutelata, oggi c'è una situazione di degrado e di abbandono assoluto, ma soprattutto c'è un problema igienico-sanitario. Via Fattori, Girgen di Acque deve intervenire, ma il sindaco della città, che è responsabile della tutela e della salute pubblica, deve in questo caso intervenire con i propri uffici per imporre alla società Girgen di Acque di intervenire in quel quartiere, di intervenire in quella via. Via Fattori va ripristinato, non solo un problema di degrado, ma anche un problema di salute, di tutela della pubblica incolumità.